Sono oltre 250.000 le presenze registrate a Venezia nel fine settimana pasquale, 80.000 sabato, 65.000 domenica, 50.000 lunedì. Notevole la presenza degli stranieri, circa il 65%, con prevalenza di tedeschi 17,5%, inglesi 13,6%, spagnoli 11,5%, americani 11,4%, francesi 9,3%. I musei tra Ducale, Correrca, Pesaro e Storia Naturale hanno registrato 25.000 visitatori, senza contare gli albergatori che come previsto hanno raggiunto il tutto esaurito. Pienone anche sul litorale veneziano, Jesolo in primis, dove solo nel giorno di Pasquetta si stima siano arrivate circa 100.000 persone. Complessivamente dunque le festività si sono svolte senza intoppi. Una persona, proprio nel pomeriggio di Pasquetta, ha ricevuto una multa di 200 euro per aver bevuto alcol sulla spiaggia, in violazione al regolamento comunale che ne vieta il consumo su suolo pubblico. L'amministrazione comunale, infatti, in collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza, ha messo in campo un piano straordinario di controlli anche sugli autobus in arrivo nella zona di Piazza Mazzini e attività anche per verificare il rispetto del regolamento di polizia urbana. Siamo felici, ha commentato il sindaco De Zotti, che il primo banco di prova sia andato molto bene, ma ovviamente i risultati non sono definitivi. Dobbiamo tenere alta l'attenzione, ha concluso.